tu non vedevi il tuo maestro di Launeddas da tanti e tanti anni. Io adesso non ho capito se lui abita dalle parti di Scrafingiu, ma non deve essere molto lontano da lì, eh? Ma il tuo maestro di Launeddas questa sera, e lo accogliamo con un bel applauso, è qui! Eccolo lì! Buonasera. Oh, ciao Roberto. Come stai? Hai sbagliato la prima nota. Non te ne si pregungia. Ponesi a mano come ti facevo da ragazzino. Buonasera. Venite qua al centro. Facciamo un applauso Beh, anche al suonatore. Non applaudite il suonatore, il maestro del suonatore, il maestro. Boh. Che pubblico ingrato. No, che pubblico grato che si fu discraffendo stanotte. Ma senti, ma una sucotta, sapevano applaudire. Boh. Vieni qui, Roberto. Vieni. Vai al centro, vai. Come stai? Giuliano. Che bravo che sei. Ti ricordi quando... Faccia il serio. Faccia il serio. Pericoloso. No, no, è pericoloso. Ti ricordi? La prima volta che ti ho regalato la mancosetta. E tu mi dicevi, su Dumbo a casino, ti avevo detto. Che è tempi. bravo. Voi lo vedete così, però tante cancarato. C'ha le dita parenti computereddo, vero? Questo è il caso in cui Nanta, il maestro ha superato l'allievo, vero? Deve essere cambiato qualcosa nel detto popolare. Esatto. Ma non comprendo, certo. Allora facciamo una cosa. Dica. Sì. Alessia, tu che lo conosci, il maestro di Launeddas, Sì. gli fai una domanda? Sì, no, io ne volevo approfittare dal momento che siamo qua a Monserrato, volevo chiedere al maestro, senta maestro, ma lei c'era mai stato qua a Monserrato? Qui a Monserrato ho fatto il primo alzabandiera, Ah, da militare? con una biciocchetta. E di dov'era? Era di Pirri. Dopo una gara paulica ti faccio vedere l'Ausciano in testa. Senta, e come vi siete conosciuti? L'ho conosciuta, stavo suonando, c'era Roberto a fianco. Sì? Vieni Roberto, non aver paura del... Vieni Roberto, non succede C'era Roberto a fianco, stavamo suonando. Stavo guardando in terra, voi vittai sulla damini de squadro, che nelle processioni c'è sempre. A un certo punto gli ho sbattuto sopra, mi ha sbattuto in terra. Come mi sono alzato dopo gastiato, dopo una papà avanti voi. E lì è scattata la scintilla. Scattata scintilla e fuoco, tutto pare. Ma non ho capito una cosa, ma lei cos'è che ha colpito di questa ragazza? Un gammanne su me. C'aveva un'unghia pariata, di questo scaponisco su un princiatore. Senta, ma noi adesso... Faceva così. Allora, facciamo che io lo porto via. Li posso portare via tutte e due Sì, suonando? ma qui non faceva la pedicure. Chi? Quella ragazzina? No, vai da tu. Aspetta, si può. Ma anche lei non mi deve dire queste cose, signor. No, perché aveva l'unghia particolarmente prominente. Brava, a tipo Caponisco. Ce la presento su Caponisco. Quello, era tipo così. Certo. Lui è bravissimo imitando gli equini. Ce lo fa vedere come fa l'equino? Ma potete fare l'equino può vedere. Dai, vogliamo vedere come fa l'equino? Vuoi vedere l'equino? Dai. E questa casa nella processione c'è la transenna così e come... Poi torna indietro come... Un grande applauso forte forte per la nostra Alessia Simoncelli e per il grande, grandissimo Alessandro Pili. Un applauso forte forte forte. Grazie Buonasera. Roberto. Grazie. E no, io vi porto via Roberto suonando a suone processione. Buona serata a tutti. E questo era il momento legato alle tradizioni popolari.